Si è svolta tra le province di Brescia e Bergamo, le più colpite dall'emergenza Covid, la giornata di memoria e riconoscenza dell'ANA per gli alpini di tutta Italia che hanno e continuano ad offrire il proprio aiuto nella lotta alla pandemia. 2 task force formate da unità specialistiche del Genio Militare e della Protezione Civile dell'ANA hanno dato vita a Vardirex. L'esercitazione ha dato modo di testare le capacità di operare congiuntamente in caso di emergenza. Calato il sipario sulla 4ª edizione di Vardirex, si raccolgono i dati per poter redigere un'unica regolamentazione da adottare in caso di assetto misto in situazioni emergenziali complesse. Sono stati presentati a Sovere in provincia di Bergamo i prossimi campionati nazionali ANA. Il 2022 sarà un anno di sport, in programma a giugno anche le Alpiniadi estive. Dal Palafiera di Palazzolo sull'Olio, il grazie dell'ANA a tutti gli alpini d'Italia che senza indugio si sono messi a disposizione della popolazione durante l'emergenza Covid e un pensiero a tutti coloro che sono andati avanti. Nella giornata della memoria e della riconoscenza, volutamente in un luogo a cavallo tra le province di Brescia e di Bergamo, le più colpite dalla pandemia, il presidente Sebastiano Favero ha consegnato ai presidenti di sezione provenienti da ogni parte d'Italia una medaglia e una spilletta. Quest'ultima andrà a tutte le penne nere, 19.000 circa, che dal marzo 2020 ad oggi hanno messo a disposizione il proprio impegno, pari a circa 250.000 giornate di lavoro, senza dimenticare aziende e privati che hanno contribuito con generose offerte anche alla realizzazione dell'ospedale in Fiera Bergamo. Oggi era la giornata appunto da un lato della memoria, dall'altro della riconoscenza. La memoria per quelli che sono andati avanti, soprattutto in questa pandemia, dei tanti nostri associati, e un grandissimo grazie, un grande abbraccio a tutti i nostri volontari che hanno voluto essere presenti e dare il loro apporto in questa pandemia, con loro anche i tanti donatori che si sono fatti presenti e hanno dato il loro contributo concreto perché noi potessimo poi svolgere al meglio il nostro lavoro. A salire sul palco, prima della Santa Messa, celebrata dall'Arcivescovo emerito di Siena Bonicelli, sono stati, oltre al presidente nazionale dell'ANA, il consigliere regionale Mattinzoli, i sindaci di Palazzolo, Brescia e Bergamo, il comandante delle truppe alpine e il ministro della difesa Lorenzo Guerini, che ha ricordato i giorni più complicati dell'inizio della pandemia e quel "noi ci siamo" pronunciato dal presidente Favero, mantenuto e concretizzatosi poi dagli alpini di tutta Italia. Una dimostrazione di grande senso civico e responsabilità che in molti hanno sviluppato durante il servizio militare, un periodo di formazione che oggi manca, che l'ANA sollecita da tempo e che ora sembra aver intrapreso una strada percorribile. Ma io credo che noi dobbiamo essere molto attenti a cos'è oggi lo strumento militare, come sono cambiate le forze armate, quali sono i compiti che le forze armate sono richieste, qual è il nostro lavoro che svolgiamo nei contesti internazionali che richiedono grande preparazione, grande professionalità, quindi non si può tornare a modelli del passato. Certo, c'è un tema che credo che sia giusto affrontare, che è il tema del messaggio soprattutto alle giovani generazioni. Su questo io credo che si può ragionare e lavorare, c'è un tema che è quello della riserva su cui si sta riflettendo, credo che questo possa essere l'ambito nel quale anche questa esigenza possa essere colta. Toscolano Maderno e Salò nel Bresciano, Monza e Cesano Maderno in provincia di Monza Brianza, Campiglia dei Berici nel Vicentino sono i comuni che hanno ospitato la 4ª edizione di Vardirex, esercitazione che vede protagonista la cooperazione tra Comando Truppe Alpine dell'Esercito, Associazione Nazionale Alpini, Sistema di Protezione Civile, al fine di testare la capacità di operare congiuntamente in fase emergenziale complessa. Il valore di questa esercitazione è quindi quella di creare quei meccanismi e quelle strutture, le procedure per poter intervenire il più tempestivamente possibile in caso di un'emergenza idrogeologica. Lo scenario che è alla base di questa esercitazione è stato concepito sulla base anche delle fragilità del territorio.
quindi una fragilità idrogeologica ma anche sismica, perché purtroppo in queste aree si sono verificati fenomeni di questo tipo. L'Esercito e l'ANA hanno schierato più di 350 persone, assetti specialistici, numerosi mezzi e materiali tecnici provenienti principalmente dalla Brigata Alpina Taurinense e dalla Brigata Iulia, militari e volontari del sistema di protezione civile. Tra gli interventi condotti vi è stata la messa in sicurezza di una struttura per disabili, il supporto nell'allestimento di un posto medico avanzato, il recupero di sfollati mediante barchini a chiglia rigida nel comune di Toscolano. Nella Brianza invece sono state condotte la pulizia preventiva dell'alveo del fiume Lambro al fine di scongiurarne eventuali esondazioni e il pompaggio di acque mediante idrovore ad alta capacità nel parco di Monza. Qui a Monza Brianza appunto abbiamo realizzato questo sistema di pompaggio di alta capacità e abbiamo allestito 1700 metri di tubazioni con 3 pompe provenienti dai 3 raggruppamenti proprio per andare a realizzare un bypass e a seguito di uno smontamento di una parte di argine che poteva andare a mettere in pericolo la città di Monza. Questo serve per scaricare la pressione a monte e riportarla a valle dopo il lavoro eseguito nell'altro cantiere di movimento terra. Nei 5 giorni di attività di Vardirex, gli uomini e le donne impiegati hanno avuto modo di simulare situazioni di complessa gravità per testare la funzionalità del sistema emergenziale regionale e su come lo stesso potrebbe intervenire per contrastare eventi emergenziali di tipo alluvionale, in particolare condizioni meteo avverse, con il vincolo di rispettare le norme di mitigazione dei rischi da Covid-19, un'esercitazione che fa seguito, anzi si sovrappone all'emergenza sanitaria in atto, per la quale l'attività di volontariato è stata fondamentale. È molto importante in un'emergenza la presenza del volontario, perché rassicura la popolazione che purtroppo è stata funestata da un evento calamitoso quale può essere il terremoto, un'alluvione, e purtroppo l'Italia è una nazione molto bella ma molto vulnerabile sotto parecchi aspetti, sia dal punto di vista sismico, e lo sappiamo tutta la catena alpina e anche appenninica, e recentemente abbiamo avuto questi terremoti, diciamo, abbastanza disastrosi, dove i volontari non si sono risparmiati in nulla. Sinceramente il mondo del volontariato merita veramente una medaglia al valor civile. Vorrei ringraziare tutti i volontari che dall'inizio della pandemia e ad oggi e anche domani continuano nel loro operato giornaliero, tante volte a scapito dei loro familiari. Questa è una cosa importante e rende onore all'Associazione Nazionale Alpini, ma in particolare a loro per l'impegno che danno. Direi che ormai in queste 4 esercitazioni congiunte e altre che abbiamo fatto non solo come Vardirex ma sul territorio nazionale, tra esercito e alpini c'è veramente un gran feeling, e spero che con l'esercito, gli alpini da una parte e il Dipartimento che ci appoggia sempre, ci supporta anche parecchie volte, di riuscire a fare ancora per il futuro cose egregie, belle per il nostro paese e per tutti i paesi, tutte le città che hanno bisogno di noi. Ottimizzare il supporto dell'esercito in attività emergenziali di competenza della protezione civile in caso di allertamento per pubblica calamità non è che un primo passo. L'obiettivo ora, sulla base dell'esperienza fatta, è di regolamentare tale collaborazione. Adesso c'è lo scalino successivo che è un po' più complesso perché prevede la creazione di regole per poter utilizzare questo tipo di assetto misto. Qui ovviamente dovremo lavorare a livelli molto più alti che non sono operativi ma sono di vertice, quindi dovremo parlare col Dipartimento, dovremo parlare con lo Stato Maggiore Esercito e capire come questi obiettivi che abbiamo raggiunto in fatto di integrazione possono essere resi attuativi in caso di necessità reale. L'obiettivo che ci mettiamo è di arrivarci entro il 2022. È stata la sezione di Bergamo ad ospitare a Sovere l'assemblea annuale dei responsabili sportivi, durante la quale sono stati presentati tutti i campionati nazionali previsti per l'anno 2022, a cui si aggiungeranno le Alpiniadi estive. Ad introdurre l'incontro il momento di ricordo di tutti i caduti ed alcuni brani per voce del coro ANA di Sovere. Immancabilmente ormai questa cerimoniale che si perpetua da 102 anni
alzabandiera, onore ai caduti e poi si dà là ai lavori. In questo caso hanno fatto un lavoro interessantissimo di illustrazione della prossima attività sportiva. Speriamo davvero di poterla espletare a tutto tondo con la voglia di fare attività associativa. Il gruppo di Sovere, che festeggerà quest'anno il 60° di fondazione, è molto legato all'attività sportiva ed ospitare l'assemblea annuale dei responsabili, motivo d'orgoglio. Parte ancora nel lontano 1968, quando il nostro fondatore, architetto Bruno Bianchi, decise di far partire anche un gruppo sportivo a Sovere. Poi lui ricoprì qualche anno dopo anche degli incarichi a livello nazionale proprio in quest'ambito. Poi la prima gara fu fatta a Trento, ma la seconda nel 72 a livello nazionale fu fatta proprio qua a Sovere. L'assemblea è stata definita più volte durante l'incontro un momento di ripartenza e la numerosa partecipazione ne è stata la dimostrazione. Ricominciamo, e questo era il nostro motto, ricominciare. Ci siamo tutti pronti, quindi le sezioni organizzeranno questi campionati. Oggi grande dimostrazione di partecipazione. Se pensiamo che dopo 2 anni di fermo, oggi erano presenti 44 sezioni, quindi più del 50%. Questo proprio, ecco, vediamo qui cosa vuol dire lo sport negli alpini, lo stare insieme nella lealtà e nella correttezza sportiva soprattutto. Ad aprire le competizioni sarà il 5-6 febbraio il più longevo dei campionati, quello dello sci di fondo a Vinadio, la cui organizzazione spetterà alla sezione di Cuneo. Il 12-13 marzo sarà la volta dello slalom gigante alla Prica, sezione valtellinese. Il 26-27 marzo lo sci alpinismo a Macognaga, sezione Domodossola. Il 23-24 aprile la mountain bike a Maggiora, sezione Omegna. Il 16 e 17 luglio tiro a segno a Verona. Ai campionati nazionali si aggiungeranno a giugno, dal 16 al 19, le Alpiniadi estive, che vedranno tra gli appuntamenti anche alcune iniziative legate al 150° anniversario delle truppe alpine. Emozionante il passaggio della fiaccola tra il presidente della sezione valdostana e quello della sezione Abruzzi.